Va ora in onda Centro Ronchi. Buongiorno Francesco, a te la linea. Grazie Sveva, dalla bellissima voce, un abbraccio a tutti i nostri radioascoltatori, a Matteo, a Martina, tutti quelli che, compresi i gatti, quelli che ci ascoltano, 14, tutto tanto. Noi proseguiamo in questo anno di conferenze, di colloqui con voi riguardanti, avete per oggetto principale la democrazia, quel potere naturale Kratos che spetta alla formazione plurale che si chiama popolo. Quindi Kratos è quel potere naturale che dovrebbe spettare al popolo e che il popolo dovrebbe avere come responsabilità il dovere di esercitare. Nel percorso abbiamo visto tante situazioni, siamo partiti dalle origini delle città greche e le città greche abbiamo visto come la democrazia si sia sviluppata e si sviluppi a partire da strutture, da formazioni piccole, perché se non si crea al basso dal piccolo, e quindi dove c'è possibilità di controllo, quindi anche di acquisizione di un'abitudine all'esercizio della democrazia, è impossibile, diventa poi impossibile controllarla se per democrazia si intendono strutture più elevate, laddove il controllo da parte della formazione sociale competente, deve essere quella del comune piuttosto che quella della regione, quando viene a mancare. Se non c'è al passo, non può nemmeno a maggior ragione esserci all'alto. Perché? Perché il principio informatore è il principio di sussidiarietà. L'abbiamo visto e detto più volte. Il principio di sussidiarietà che viene enunciato da Sua Santità Papa Pio XI nel 40° anno della lettera enciclica e sostanzialmente dice: non faccia l'ente superiore ciò che può essere fatto compiutamente dall'ente inferiore. Cioè l'ente, man mano che si sale nella scala gerarchica, progredisce anziché regredire, come invece infatti avviene, progredisce il principio di sussidiarietà, cioè ti aiuto là dove tu non riesci ad arrivare, ma finché tu puoi arrivare, fin là dove tu puoi arrivare, devi arrivare, poter arrivare da solo, e hai la responsabilità, la possibilità di farlo da solo. Ora, questo è il principio. Abbiamo detto che nei 40 anni di dominio ideologico socialista, questi ultimi 40 anni, il socialismo che abbiamo detto ha tutti gli elementi costitutivi di una religione, li abbiamo analizzati uno per uno, il socialismo ha tutti gli elementi costitutivi di una religione idolatra, perché l'oggetto di questa religione non è una divinità ultraterrena, ma una divinità immanente, è un insieme di strutture alle quali si guarda. Ora, quindi questi 40 anni di dominio religioso socialista, si è creata una struttura ideologica, politica, che ha creato magari anche dei vantaggi, però anche tanti guasti, tantissimi guasti, proprio perché si è sovrapposta come fede a una politica. Abbiamo detto che i criteri federalisti e autonomisti sono modalità, sono criteri, non sono ideologia. L'ideologia è un sistema compiuto, questa è una modalità che può reggere qualunque tipo di struttura, una struttura dittatoriale, piuttosto che una struttura democratica. È l'unica modalità che effettivamente può portare ad avere una struttura democratica.
esempi pratici della mancanza oggi di una democrazia sostanziale. Esempi pratici ce ne sono tantissimi, in questi giorni abbiamo visto sulle nostre prealpi, tre Alpi bergamasche, quelle vicentine, nella Valtellina, nel Bresciano, abbiamo visto ad esempio che è emerso il problema dell'esposizione delle salme dei defunti nelle chiese, nelle chiesette che appositamente costruite dalle comunità locali per ospitare il momento dolorosissimo della morte e della cerimonia funebre. È insorta immediatamente la compagnia avente sede a Bologna casualmente, degli associati delle imprese di pompe funebri, i quali hanno detto c'è una legge, abbiamo approvato un determinato regolamento, abbiamo costruito in ragione a questo regolamento delle case per ospitare le salme, se voi mi cambiate il regolamento mi pagate i danni. Perché entra il problema della democrazia? Il problema della democrazia è molto semplice. Nasce dalla Bibbia, abbiamo detto più volte. I salmi. Che cosa dicono? Cosa dice la Bibbia? Cosa dicono i salmi? Il diritto è di Dio, la legge del principe. Viene ripetuto in tutte le salse da tutte le parti. È la legge divina, cioè ciò che discende o che ha a che fare con i costumi di un popolo precede, è superiore rispetto a qualunque regolamento, a qualunque legge che possa essere approvata da organi legittimi a ciò deputati. Quello viene dopo. Ciò che viene prima è il diritto, è il potere del popolo. Ora, esempio è calzante in questo senso. Ci sono queste chiesette costruite dalle comunità locali per ospitare le salme dei defunti nel momento in cui la popolazione rende omaggio a questo membro che viene meno. Ebbene, non è mai successo niente di male. Ci saranno per carità norme igieniche più adeguate, tutto quello che si vuole, però se si può, si deve rispettare il potere, il diritto della popolazione, quello prevale su qualunque regolamento, su qualunque legge possa essere approvata da qualunque organo. Questa è democrazia. Il significato di democrazia è questo. Abbiamo altri esempi di mancanza di democrazia. Abbiamo esempi di mancanza di democrazia laddove, ad esempio, i contratti di fornitura di servizio di gas, telefono, energia elettrica vengono, in assenza di intervento da parte dell'interessato, vengono trasferiti a subfornitori, a subgestori, a subagenti. In quel momento viene a essere violato il principio fondamentale della democrazia, cioè che il rapporto, fin dal suo origine, nel suo evolversi, fa capo al soggetto e deve poter essere controllato dal soggetto. Il principio è, siccome tecnicamente più utile, più consono alla tecnologia digitale poter fare questi trasferimenti, questo tipo di organizzazione, se tu non ti opponi, ti capita fra capo e collo e te lo tieni, ma per di più con delle conseguenze che sono assurde. Cioè può capitare di vedersi interrotti i servizi senza sapere né perché né per come, ma semplicemente per disguidi interni a questi passaggi. Nel momento in cui in una casa, in una famiglia ci fosse qualcuno attaccato, che ne so, qualche macchinario perché non sta bene, gli viene interrotta l'energia elettrica, a mio avviso, contrariamente a quello che può essere il pensiero di tipo socialista, di tipo digitale,
a mio avviso, in quel caso, io credo che ci siano gli estremi per parlare di tentato omicidio, per esempio, colposo. No? Cioè, non possono, quindi che la democrazia abbia problemi e abbia delle degli scossoni tremendi oggi col digitale, non c'è niente dubbio. Gli esempi, ma attenzione, l'esempio può essere quello relativo all'energia elettrica, può essere quello relativo alla fornitura del gas, può essere quello relativo a qualunque altro servizio di tutto pubblico. Eppure questo avviene. Altro esempio di mancanza di democrazia, oggi sta diventando sempre più un lusso quello di abitare in casa propria, perché fra imposte, tasse e richieste di pagamenti che gravano sull'immobile in cui si abita è diventato un lusso. Moltissimi finiscono pur avendo la casa per perderla e vivere in automobile. È un'assenza, una mancanza di democrazia. Sono esempi rappanti, sono cose che capitano a tutti quanti e delle quali bisogna prendere coscienza. Bisogna prendere coscienza del fatto che non si può tollerare che vi siano strutture, vi siano delle possibilità, anche solo delle aperture, attraverso le quali il democratos, cioè il potere che spetta al popolo, venga messo. Che oggi sempre più, in nome dell'efficienza e dell'efficienza e della digitalizzazione dei sistemi, questo potere di controllo del popolo viene messo. Ed è venuto decisamente meno. Quindi, sotto l'aspetto dei principi, laddove noi diciamo di vivere in un sistema democratico, qualche domanda, qualche dubbio dobbiamo porcelo e dobbiamo anche porci la domanda se effettivamente i sistemi che quali si dispone, quindi il sistema oggi vigente in Italia, sia effettivamente un sistema democratico. Allora, abbiamo fatto degli esempi di mancanza di democrazia pratica. Quando è che questa mancanza di democrazia pratica si verifica? Abbiamo detto, cessazione della fornitura dei servizi, per esempio. Guarda caso, la mancanza di democrazia pratica si verifica allorché è impossibile un rapporto personale. Nel momento in cui vengono meno i rapporti personali, quindi i rapporti di fiducia, nel momento in cui vengono meno, viene meno la democrazia. E qui qualche domanda dobbiamo porci. Cioè, qualunque sistema democratico si fonda su rapporti tra persone. Se non ci sono rapporti tra persone, la democrazia non può vivere. Solo nei rapporti, quando ci sono rapporti personali, il democratos può esprimersi. Senza rapporti personali, il democratos non può esistere. Ora, nel momento in cui, come ha detto Sua Santità Papa Leone XIV, allorché noi sostituiamo alla persona, l'interlocutore soggetto vivo, persona, sostituiamo una macchina, l'intelligenza artificiale, abbiamo già di per sé eliminato la democrazia, perché l'intelligenza artificiale elimina la democrazia. Perché elimina la democrazia? O è fattore di eliminazione della democrazia se acquisisce troppa importanza? È vero, per il fatto che la
la macchina, l'intelligenza artificiale, non ha una memoria creativa, ha soltanto una memoria ripetitiva che riprende i fatti dal passato, quelli conosciuti, ma non li sa rielaborare, non li sa attualizzare, non sa renderli utili per il futuro. Quindi viene meno alla capacità di far fare il salto di qualità dal passato al futuro, che è stata la costante della storia dell'umanità. L'intelligenza artificiale non sa fare questo lavoro, non lo sa, non lo conosce. L'intelligenza artificiale non è in grado di riprendere, che ne so, la battaglia di Legnano piuttosto che la pace di Costanza, valutarne gli effetti accaduti allora, laddove i rappresentanti dei municipi furono presenti, come fossero presenti oggi al C7, i rappresentanti dei comuni lombardi, pace di Costanza, non sa riattualizzarla e proporre situazioni o soluzioni ai problemi d'oggi. L'intelligenza artificiale non è in grado. L'intelligenza artificiale non è in grado di valutare la battaglia, la guerra intrapresa da Gesù Cristo contro il Tempio di Gerusalemme, e nel momento in cui quella battaglia è stata intrapresa viene catalogata storicamente, ma lì si perde. Nel momento in cui l'intelligenza artificiale valuta quell'aspetto, valuterà quell'aspetto sul profilo religioso, sul profilo politico, sotto tanti altri profili, ma assolutamente non è in grado di proiettare quell'evento, la ribellione di Gesù Cristo contro il Tempio in Gerusalemme, proiettarlo nel futuro. Perché l'intelligenza artificiale, l'intelligenza digitale non è creativa. E questo è il pericolo, questo è uno dei pericoli, direi il maggiore pericolo, che corre la democrazia. Perché è evidente che nel momento in cui ci si affida soltanto all'interlocuzione con delle macchine, viene meno la possibilità di esercitare un kratos potere da parte del popolo. Perché? Perché il potere da parte del popolo si esercita nel momento in cui è possibile confrontarsi dialogicamente sullo stesso piano. Lo stesso piano non è quello fra uomo e macchina. È spostare i piani e taroccare le posizioni. È sostanzialmente taroccare la democrazia. Si diventa tutti uguali sullo stesso piano, ma di fronte a una macchina. Cioè viene svilita l'umanità della persona. Viene svilito il concetto di popolo. Viene svilita la consapevolezza di far parte di un popolo. Nel momento in cui viene meno il popolo, viene meno il potere che potrebbe competere. Sono dati oggettivi, sono dati elementari, per certi aspetti però che vanno ripresi. Oggi non sono certamente i partiti italiani in Italia che favoriscono la ripresa di un democratos, di un potere del popolo. Il professor De Rita li ha definiti, i partiti italiani, come strutture paramafiose. Che i partiti italiani siano strutture paramafiose è un dato assoluto. Devono cambiare. Perché di fronte alla sfida, una sfida come quella dell'intelligenza artificiale, come quella della progressiva estensione degli apparati elettronici e digitali, la possibilità del controllo del potere da parte del popolo viene meno, diminuisce.
Quindi una delle battaglie che vanno intraprese immediatamente a favore di chi o da parte di chi sente il fondamento nel federalismo, nell'autonomismo, nell'autonomia, quindi nella federalità dei rapporti, quindi nel riconoscimento dell'altro, la prima battaglia è riprendere il potere, riprendere fiato rispetto alla possibilità di dettare una linea politica che soddisfi il popolo. Perché oggi come oggi quella linea politica non può essere di tutto il popolo, ma delle macchine. La macchina ti dice che devi fare così, che è stampato quel modulo, che devi riempire quel modulo e che quel modulo è giusto. Quel protocollo è giusto, ma chi l'ha detto? La macchina. Questo è veramente un inizio capitis, è veramente un porre l'uomo al di sotto di una macchina, che significa che quella macchina ubbidisce a un qualcuno, che può essere anche un deficiente qualunque, un delinquente qualunque, a maggior ragione, il quale ordina alla macchina quel qualcosa che diventa un ordine sociale. L'imposizione di ordini attraverso le strutture, in questo caso imposte dalle macchine, l'abbiamo già sperimentato col socialismo nazionalista, col socialismo patriottico, il fascismo, il nazismo, col socialismo delle strutture, il socialismo sovietico, orribile, che ha creato le oligarchie, quello cinese, il socialcapitalismo, la sottomissione del popolo alle più grandi dittature l'abbiamo già sperimentata. È quello in cui naturalmente ci porta la religione socialista, la quale sempre e comunque, la religione socialista, porta a una dittatura. Un tempo era la dittatura del proletariato, oggi è la dittatura dell'intelligenza artificiale, comandata sempre da loro. Questo è il criterio che dobbiamo adottare, il criterio che dobbiamo seguire per poter comunque parlare, continuare a parlare, grazie a Dio, di beni propri, cioè di potere naturale che spetta al popolo. E quindi mi fermo, perché penso che saranno ancora poche trasmissioni prima della sospensione. Ci sono ulteriori sviluppi che dobbiamo dare a questo ragionamento, dare a questo modo di vedere. Cioè, il grande problema, il grande dubbio è che andiamo verso un totalitarismo dominato da non si sa chi, attraverso non si sa quale matrice incontrollabile. È il totalitarismo più spaventoso che si sia mai affacciato all'orizzonte. Io vi saluto la nostra grande regista Sveva, un abbraccione a voi tutti, grande a Matteo, grande a Tina, e a Dio piacendo a risentirci sabato prossimo alla stessa ora, alle 10. Buona giornata, grazie e buon lavoro. Francesco, mi senti? Pronto? Francesco, mi senti? Sì. Avete ascoltato Centro Ronchi.